Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, 24 ottobre 2022, da parte del Ministero della Salute. I nuovi casi in totale sono 542 ed inoltre nell'ultimo giorno si registra una nuova vittima. In Italia invece si contano più di 11.000 positivi, ancora alto il numero di decessi che ammonta a 39, mentre la regione dell'Emilia-Romagna risulta essere in testa per numero di contagi. È stata rigettata la richiesta di scarcerazione nei confronti del sindaco di Priolo Pippo Gianni, difeso dal legale Paolo Reale. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare dei domiciliari emessa dal GIP Salvatore Palmeri e adesso si attende di conoscere le motivazioni che dovrebbero essere depositate entro 45 giorni. Sono stati recuperati a diverse miglia dalla costa di Lampedusa i cadaveri in avanzato stato di decomposizione di 2 uomini e 2 donne. Le ricerche dei 4 dispersi nella notte scorsa hanno permesso agli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di ritrovare i 4 corpi senza vita. Ancora giorni che richiamano i mesi estivi in Sicilia, infatti per domani, martedì 25 ottobre 2022, si aspetta una giornata soleggiata in tutta l'isola. Quello che avverrà sotto il profilo meteorologico nei prossimi giorni avrà dell'incredibile. Dopo Scipione arriverà l'anticiclone di Halloween. Siracusa e Catania risulteranno essere le province più elevate, con massime rispettivamente di 32 e 31 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.